Stessa Italia, uguali diritti è lo slogan del camper che sta girando il paese promosso dalla CGIL. 6 le tappe in Veneto, iniziare da Verona, Vicenza, Rovigo, per poi ritornare nelle altre province a marzo, Treviso, Venezia, Belluno e Padova. In questo primo viaggio in Veneto molta attenzione al diritto allo studio, dalla scuola primaria dell'infanzia al sostegno all'università. Per cui insistiamo e ribadiamo che l'istruzione, la conoscenza non si può spezzare, non possiamo creare tanti piccoli sistemi. Sarebbe gravissimo e soprattutto questa progettazione, da quale organo istituzionale poi dovrebbe avvenire? Cosa possiamo noi garantire maggiormente all'utenza rispetto a quello che oggi esiste e cosa noi possiamo garantire al personale rispetto a quello che oggi esiste? Noi vorremmo che il personale fosse stabilizzato per avere una scuola di qualità. Voi siete anche scettici di fronte alla sperimentazione che ha approvato la Regione Veneto della riduzione a 4 anni del corso superiore di studi? Allora, la Regione Veneto si è fatto a carico di sostenere questa sperimentazione, ancora noi non abbiamo e non registriamo perché il termine ultimo è il 12 gennaio e in questo senso il collegio dei docenti dovrà esprimersi se attivare quella che loro definiscono sperimentazione. Non c'è stata alcuna discussione, non c'è stato alcun approfondimento rispetto a questo tema importante che vede e riforma un sistema di istruzione secondaria. Riteniamo, e noi lo abbiamo sempre chiesto, che l'obbligo scolastico si concludesse a 18 anni. Pensare di dover ridurre un anno di scuola, un anno formativo e magari con poi l'interesse di rispondere anche ai fabbisogni lavorativi delle aziende e dei privati che coprogetteranno e comparteciperanno rispetto alla progettazione scolastica, riteniamo che sia togliere un'occasione in più di sviluppo e di crescita di quello che dovrebbe essere la persona e quindi uno dei nostri ragazzi.